Principalmente per flexare il mondo, sarà tipo una live di quanto? 15-20 minuti? Una cosa molto al volo volante. Faccio vedere il mondo, lo flex un pochettino e poi me ne porto su Twitch a fare l'altra live, quella bella, quella seria, quella coi controcazzi. Fratello. Allora, sì, se magari mi builda il terreno. Chiudo il terreno. Perché non carica sto cazzo di coso? Sì, un maialetto. Ah, ce l'abbiamo fatta. Madre de Dios. Sì. Cosa dice così? Allora. Iniziamo dal tour. Come Gregorio di Tour. Tour cronico. Partiamo dalla casa. Questo è il mio letto. Qui tengo le cose, la testa del drago. Uno dei trofei che flexo. Lapislazzuli un po' a cazzo, 13 diamanti. Questo è il mio acquario degli axolotl. Con le paperelle. Lì il corallo morto. Gli axolotl che fissano. Il corallo morto di nuovo. Non capisco perché sia morto. Hanno fatto qualcosa per cui bisogna fargli manutenzione. Vabbè, qui c'è la pixel art. Questa è la mia sala fornaci. Non sono automatiche. Qui c'è la miniera, tutto rudimentale. Quindi dietro invece cosa abbiamo? Abbiamo un laghetto con la paperella sempre. È sempre la pixel art dell'axolotl. Poi, se non a questo lato, ci sono tutte le esplosioni di creeper, più qualche cassa piena di cose a caso. Qui il bambù della zona cinese, più il ponticello con la statua cinese barra orientale. Beh, che gli sta succedendo a questa tipo? Qui invece abbiamo la zona greca, ma che vedremo dopo, perché è l'ultima cosa che ho fatto, mi sa. Aspettate che c'ho la TV che sta un attimo impazzendo. Mannaggia il clero dipinto di blu. Questo cazzo di cavo HDMI mi dà sempre problemi.
Ok, messa a posto. Qui abbiamo la zona cinese con vabbè, sempre il bambù, le cose. Questo è il mob spawner che non funziona. Questo è il draghetto. Quello che ha in bocca è l'uovo del drago, ovviamente il drago tiene in bocca l'uovo del drago, mi sembra logico. Ma dell'altro drago, quello è la pagoda e queste sono, diciamo, le sakura, i ciliegi giapponesi. Qui abbiamo la zona delle ninfe. Quelli sono i golem che mi difendono e qui c'è l'enchanting table. Con tutti i lapislazzuli e i libri da incantare. Qui sopra non c'è un cazzo. Perché non salta? Sto per spaccare tutto. Qui abbiamo una scala molto inutile visto che c'ho sempre i razzi tanto. Ma mi pare che non avevo ancora i razzi e l'elitra quando ho inventato questa scala. Quindi con una schiacciata mi porta su. E dove mi porta? Mi porta uno al mob spawner che non funziona. Alla canna alla farm di esperienza barra di roba di pesce. A vedere la zona egiziana. A vedere la mia bellissima farm di canne da zucchero vuota. Quello è l'Egitto, questa è la mia stalla. Quello dovrebbe essere la Sfinge. E da qui sopra invece dovremmo vedere, diciamo, tutto il bello del mondo, no? Da sopra la mia casa. Tutto un po' a cazzo di cane. Questa è la zona greca che parte da qui, poi dovrebbe unificarsi qua. Piccone in mezzo al magazzino, quella è la casa moderna. E lì in fondo invece c'è il portale dell'End, del Nether, cioè. L'End ce l'ho dietro il Nether. Successivamente andiamo qui davanti a vedere il magazzino. Ah, la casa non l'ho fatto vedere ancora. Vabbè, la casa fa un po' cacare perché non l'ho copiata da nessuna parte, l'ho fatta di testa mia. Quindi non rende troppo. Dovrei fare in modo tipo di collegarla qui alla zona egiziana in modo che non stoni qui in mezzo. Questa è la roba moderna che stona un po' ma è molto carina, la voleva Federica. Questo è il nostro letto, questa è la TV, questo invece è un dipinto. Qui abbiamo la paperella con il piccone tipico. Qui tutto il magazzino, ovviamente difeso dai miei presbiteriani. No, i pretoriani, non presbiteriani. I presbiteri sono i preti. Vabbè, sono i pretoriani. Tra l'altro erano due un tempo, ora è uno. Vabbè, ma in battaglia si muore anche. Questo invece è il mio portale del Nether. Poi dentro ci sono altre strutture ma non mi piacciono molto. Qui c'è la farm di canne da zucchero, quella da poveri. Mentre qui abbiamo il mob spawner, quello bello, quello per i ricchi. E qua dovrei avere l'incendio, ok. Esatto. Potion of Fire Resistance. Sì, tutta la campana l'ho presa e anche tutto quanto, tutte le ossa perché sono le cose che principalmente mi servono di più. E niente. Questo è il mondo visto dall'alto. Zona Cinciu, zona Egi, zona greca e poi la zona romana dovremo decidere dove farla, tipo se farla qua o se farla lì dietro. Quella con il Colosseo. Tra l'altro c'ho anche la zona delle mappe che potrebbe essere fatta meglio.
ce l'abbiamo qua. Qui ovviamente l'ho tutta rimpiazzata io la sand, perché qua non c'era la sabbia prima, era tutta quanta terra. Ho preso e rimpiazzato ogni blocco. E qua invece è una zona greca, molto più piccolina rispetto a questa di zona egizia. La zona cinese è ancora più piccolina, però è più bella, è la parte fatta meglio secondo me, più curata. Ok, la zona egiziana non me la ricordavo così grande, sincero. Porco due. Perché io volevo fare anche un villaggio lì. Sì, io qui volevo fare un villaggio, ora che ricordo. Però poi è saltato tutto in aria, perché dovevo andare via. Potrei estendere, no, basta estendere, è già troppo. Ci faccio il villaggetto qua e siamo a posto. Un villaggetto tipico africano. Qui non mi piace che è estesa troppo la strada, dovrebbe essere un po' più circolare. Vabbè, sti cazzi. E poi questa cosa è un pugno in un occhio, l'avevo rifatta però poi ho perso il mondo, mi ricordo. Cioè non rifatta, l'avevo coperta e fatto qualcosa di più carino, ma poi ho perso il mondo e non ci ho avuto palle di rifarlo, di ricostruirlo. Tra l'altro perdendo il mondo avevo perso anche la farm di oro dei pigmen, quella enorme. Questo è il mio nether hub, piccolino. Poi invece ho la miniera per la netherite, coperta ovviamente perché sono furbo, però non c'è nient'altro di bello. Qui ci sono le rotaie che mi portano all'ender, però non c'è niente di bello lì. E niente, direi che il tour del mondo può finire qua. Tanto l'unica cosa che mi rimane, perché non carica qui? L'unica cosa che mi rimane può essere la miniera, oppure la farm che ho qui, ma non è niente di eclatante. Se magari carica il mondo, lo riusciamo anche a vedere, lo sai. Eccolo qui. Niente di stupendo. Ci pianto le patate. E niente, io finisco qui la live e il video. No, non vi voglio schiantare.